150.000 servizi di controllo del territorio, 6.500 servizi nel settore dell'ordine pubblico, 300 kg di stupefacente sequestrato, oltre 3.000 persone arrestate, 30.000 deferite in stato di libertà. E poi un calo dei reati superiore all'8%, diminuzione dei furti del 12% e di quelli in abitazione del 16,8%, delle rapine del 4%. Sono i dati del bilancio regionale 2015 dell'Arma dei Carabinieri, diffusi a Padova dal comandante della Legione Veneto, generale di brigata Maurizio De Talmo Mezzavilla. L'attività operativa, la banca dati interforze lo convalida, questo trend negativo, per fortuna positivo ma negativo nel segno, sul circa il numero dei furti commessi in danno di cittadini del Veneto. Ad ogni buon conto questo non può essere un traguardo, ma deve essere un motivo e un ulteriore sprone a migliorare l'azione di prevenzione con una maggiore presenza sul territorio da parte dell'Arma dei Carabinieri, che sta operando bene in sinergia con le altre forze di polizia. A livello centrale stanno pianificando nuovi concorsi per l'immissione di nuovi militari nei vari ordini, nei vari gradi, e peraltro in Veneto si prevede entro la primavera del 2016 di aprire un presidio, una stazione carabinieri a Godega Sant'Urbano, e questo è molto significativo sull'importanza di garantire in ogni angolo del Veneto un presidio dell'Arma. I 7 comandi provinciali del Veneto stanno bene operando sul territorio per intensificare i servizi di vigilanza e l'attività informativa. Parliamo dei controlli, tra virgolette, antiterrorismo? Anche di quelli, ma anche nel settore del potenziale infiltrazioni da parte di soggetti legati a sodalizi criminali anche di tipo organizzato, e soprattutto nel settore dei reati predatori, che così tanto incidono sulla qualità della vita e sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Il primo invito è, quando ci sono situazioni, auto o persone sospette, quello di immediatamente comporre il numero di emergenza 112 o 113 per la Polizia di Stato o 117 per la Guardia di Finanza, al fine di propiziare un tempestivo intervento di un autoradio o di personale delle forze di polizia.